Siamo in Cansiglio, nella foresta regionale, e in particolare siamo all'interno della ex base NATO, dove Veneto Agricoltura, con un importante contributo della Regione Veneto sui fondi PAR FSC, ha finanziato la ristrutturazione di un hangar che era destinato al ricovero dei missili Nike che venivano appunto depositati in questo luogo e che adesso viene recuperato per vari usi. Sarà un edificio polifunzionale adatto sia a ospitare eventi, manifestazioni, quindi di vario genere, che qui troveranno alla capienza di circa 200 persone, che come luogo di testimonianza della guerra fredda, perché appunto verranno realizzati degli allestimenti che illustreranno cos'è stata la guerra fredda qui in Cansiglio e nel territorio circostante, e inoltre sarà possibile ospitare alcune attività di educazione naturalistica.